Schiaffeggiati, pizzicati con violenza al volto e al corpo, minacciati. Non solo, ma i piccoli venivano legati alle seggioline all'ora dei pasti, alzati con forza dai vasini o dalle sedie, tirandoli per un braccio e poi trascinandoli. Sono solo alcuni dei maltrattamenti a cui erano sottoposti i piccoli di un asilo nido nel cuore di Verona, bimbi indifesi in balia del personale della struttura. Un'attività che è durata circa un mese e che ha documentato una cinquantina di casi di maltrattamenti al danno di una quindicina di bambini in un'età compresa tra i 9 mesi e i 3 anni. Per 5 educatrici è scattata l'interdizione per un anno dalla professione in silenzio davanti agli investigatori. A parte una sorpresa iniziale non hanno detto nulla. La Procura di Verona, dopo le indagini dei carabinieri, ha disposto la chiusura dell'asilo privato, una complessa quanto mai delicata attività di investigazione avviata a dicembre 2025 a far scattare le indagini, una segnalazione. I maltrattamenti continui sono stati ripresi dalle telecamere posizionate dagli investigatori all'interno della struttura. Scene terribili, una maestra prima scagliato con forza le seggioline contro il muro di fronte allo sguardo atterrito di una bambina, poi l'ha sgridata e le ha messo con forza il ciuccio in bocca. In un altro caso, una piccola è stata fatta dormire in uno sgabuzzino buio su un materasso appoggiato sul pavimento, lasciata sola con della musica. Gravi sono anche le contestazioni riguardanti le basilari norme igieniche. I bambini non venivano puliti né aiutati dopo i bisogni, restando sporchi di pipì. I materassini e le lenzuola venivano calpestati con le scarpe o buttati sul pavimento. Struttura sequestrata per interrompere immediatamente le condotte criminose e per preservare integralmente lo stato dei luoghi per ulteriori accertamenti. Presto verranno sentiti i genitori dei piccoli. Questa è stata solo la prima tranche dell'indagine che doveva documentare appunto le condotte criminose e interromperle. Adesso saranno avviati ulteriori accertamenti, tra cui anche quello di ascoltare i genitori delle vittime. La procura e i carabinieri restano a disposizione dei genitori preoccupati che vogliono collaborare per la ricerca della verità.